Rio, la 33enne che ha interrotto la chemioterapia per far nascere suo figlio ed è morta. Dopo pochi mesi sull'altare le foto della mamma e del piccolo, con il suo gesto azzurra ha scritto una pagina di Vangelo. Tragedia della strada, 2 centauri morti in appena 4 ore a Verona. A perdere la vita un 23enne e una 46enne. In entrambi i casi hanno perso il controllo della moto schiantandosi. Un cappio appeso sul ponte dell'Accademia assieme al cartello "Il popolo iraniano vuole libertà e pace". Il blitz dell'Associazione Italia-Iran in segno contro la presenza della Repubblica Islamica alla Biennale dell'Arte. Studenti pro-Palestina, nuova azione a Padova. Gli universitari del collettivo Spazio Catai occupano un'aula del BOC chiedendo la discussione sul boicottaggio a Israele. Siamo sorpresi a una statua che rappresenta la pace e il sacrificio, così le penne nere di Padova dopo le polemiche per la raffigurazione dell'alpino con il fucile che dovrebbe essere posizionata in città. Acquistati al prezzo simbolico di €1 l'uno, un centinaio degli oltre 600 famigerati banchi a rotelle del periodo Covid mai usati. Ad acquistarli il comune di Bagnoli di Sopra. Incredibile storia a Vicenza, un residente mentre vanga l'orto di casa trova quello che potrebbe essere un ordigno bellico, area transennata per le verifiche. Cresce l'attesa per l'arrivo del Papa a Venezia. Ieri sera a Ring il patriarca Moraglia, pronti all'abbraccio, dice, e la sua visita potrebbe essere un punto di svolta sul tema cruciale dell'ambiente. Il telegiornale del Veneto, buonasera, ben ritrovati. Siamo nella Marca d'Oderzo in apertura, dove la comunità oggi ha dato l'ultimo saluto ad Azzurra Carnelos, la giovane mamma che ha rinunciato a fare la chemioterapia per dare alla luce il proprio figlio, che oggi ha 8 mesi. Sull'altare la foto di mamma e figlio fuori dalla chiesa azzurra, nello scatto in cui raggiunge la vetta di una montagna. Lo sguardo di amore e tenerezza, le mani che accolgono, la consapevolezza forse di custodire già nel proprio cuore una terribile verità. Questo scatto che campeggia sull'altare del Duomo di Oderzo racconta la forza di una scelta, l'amore di una madre che antepone il proprio figlio a tutto, anche alla sua sopravvivenza. Nel giorno dell'ultimo saluto ad Azzurra Carnelos, la giovane madre che rinunciò a curare il tumore che si era ripresentato nella sua vita per dare alla luce il piccolo Antonio, il Duomo di Oderzo fa fatica a contenere tutte le persone. Mamma Antonella arriva mano nella mano con Francesco, lo sposo di Azzurra, accanto il papà Fabrizio e i fratelli Davide ed Andrea. Alle parole di Don Massimo è affidato il ricordo della giovane mamma, studentessa a modello, che proprio all'università aveva conosciuto il suo sposo. Una donna dalla fede solida, brillante ma umile, la prima diagnosi e le cure. Segni premonitori, cure, speranze, ricadute. Ma questa valle ora è illuminata da una luce abbagliante, da un grande arcobaleno luminoso che unisce la terra al cielo, ed è la luce di Azzurra. Azzurra ha scritto una pagina di Vangelo, la frase pronunciata dal vescovo Monsignor Pizziolo, che Don Massimo ripete tante volte. Azzurra ha scritto una pagina di Vangelo. Azzurra ha scritto una pagina di Vangelo. Commozione profonda quando Don Massimo consegna a Francesco il cero pasquale e la luce che Azzurra ha acceso e affida alla mamma Antonella le ultime parole della ragazza. Insegna tu le preghiere ad Antonio e poi lascia fare a Francesco, che ci sa fare. Ci pensa Francesco. È un'amica a ricordarla alla fine della funzione. Ci mancherai infinitamente, Azzurra, ma so che tu continuerai ad essere qui con noi per trasmetterci la tua tenerezza, la tua gentilezza, il tuo sorriso. La bara di colore chiaro, sopra rose bianche ed un cuscino di rose rosse a forma di cuore. Fuori dalla chiesa la foto di Azzurra che felice ha raggiunto la vetta. Accanto una cassettina per le offerte. Saranno devolute al reparto di neonatologia dell'ospedale di Treviso. Azzurra avrebbe compiuto domani 34 anni. Non c'è amore più grande che dare la vita. Con queste parole Don Massimo accompagna la giovane mamma nell'ultimo viaggio. Motociclisti morti nell'arco di 4 ore nella serata di ieri. Siamo in centro a Verona, simile la dinamica, entrambi i centauri hanno perso il controllo della moto autonomamente. Il primo incidente alle 20 in circolazione Oriani è costato la vita al 23enne veronese Leonardo Lorini. La sua Honda è finita contro un marciapiedi, quindi contro un albero. Inutili tentativi di rianimazione del ragazzo, così come poco dopo per un 46enne Edoardo Piccoli, anche lui residente in città, finito con la sua Yamaha contro un guarrai
di cemento. Nel capoluogo scaligero da inizio anno sono già 5 i decessi sulle strade. Un cappio è stato appeso sul ponte dell'Accademia assieme al cartello "Il popolo iraniano vuole pace e libertà". Vediamo. Un cappio pende sul Canal Grande dal ponte dell'Accademia. È stato appeso con un raid fulmineo dall'Associazione Italia-Iran per la democrazia e la libertà della nazione iraniana, in segno di protesta per la presenza della Repubblica Islamica alla Biennale d'Arte. L'esposizione mediatica mondiale, di cui godono gli atti anche di protesta e denuncia posti in essere in occasione della Mostra Internazionale d'Arte Contemporanea, hanno convinto gli attivisti dell'associazione a scegliere Venezia per far sentire la propria voce. L'Iran è il paese con il maggior numero di impiccagioni al giorno. La stragrande maggioranza delle vittime sono giovani donne, giovani uomini che vengono impiccati, condannati a morte con processo sommario solamente per dei reati di opinione o peggio ancora dei reati contro la morale, contro la religione islamica sciita duodecimana, ovviamente ritenuta tale dal regime fondamentalista. Non appena iniziata, la violenta repressione delle manifestazioni contrarie al regime in Iran era già stata denunciata in un flash mob a Santo Stefano con tutti i consiglieri comunali di Venezia. Pochi giorni prima una delegazione dell'Associazione dei Democratici Iraniani in Italia era stata accolta a Palazzo Ferrofini per ricevere la solidarietà del Consiglio regionale Veneto. Da allora le tensioni tra Iran e Israele hanno portato all'apertura di un ulteriore preoccupante fronte di crisi. Oggi sopra il cappio sul ponte dell'Accademia un cartello recita "Il popolo iraniano vuole libertà e pace". Che informazioni trapelano dall'Iran attraverso i contatti che avete in quel paese? Sicuramente la popolazione è molto spaventata per quello che le potrà accadere, un attacco esterno che possa coinvolgere vittime civili è sicuramente una opzione da scongiurare. La cosa che gli oppositori iraniani ci dicono e auspicano è quello che il mondo occidentale possa più che altro isolare completamente il regime in modo da poter favorire una rivolta dall'interno che sia fatta da iraniani per raggiungere la libertà. E intanto continua la mobilitazione nazionale degli studenti pro-Palestina, nuova azione anche a Padova questa mattina da parte dello spazio collettivo Catai. Dopo le tensioni fuori da Palazzo Bo della scorsa settimana, durante il Senato accademico che ha respinto la mozione che chiedeva di interrompere i rapporti scientifici con le università israeliane, nuova azione degli studenti dei collettivi di Spazio Catai e Potere al Popolo, che questa mattina hanno occupato l'aula Ederle dell'Università di Padova per chiedere nuovamente alla rettrice Daniela Mapelli di discutere una mozione relativa al boicottaggio accademico di Israele. Chiediamo prima di tutto un incontro pubblico come quello che è avvenuto a Napoli e in altre università italiane. Noi ci chiediamo se la rettrice abbia veramente a cuore la democrazia, visto che reprime costantemente il dissenso di noi studenti e studentesse attraverso la militarizzazione dell'università e la chiusura degli ingressi. Vogliamo un incontro pubblico perché pubblico deve essere il dibattito rispetto al boicottaggio accademico. Tra le richieste alla rettrice anche l'interruzione di un accordo con ENI, la cui proroga è prevista il prossimo 27 maggio. L'università non ha ancora preso posizione riguardo al genocidio in corso, l'occupazione dei territori palestinesi, non ha chiesto il cessate il fuoco e continua a collaborare con università israeliane e con aziende che sono direttamente complici del genocidio in corso, come ad esempio ENI e Leonardo. Noi riteniamo che questo non sia accettabile. Il gruppo di studenti ha convocato per domani pomeriggio alle 17:30 nel cortile di Palazzo Bo un'assemblea pubblica. L'intenzione è quella di rimanere in aula Ederle fino a quando la rettrice non darà un appuntamento per un confronto. Restiamo a Padova, dove è scoppiato il caso per la prossima installazione di una statua di un alpino con un fucile. Malumori nella giunta di centrosinistra. Una statua che crea polemica ancor prima che venga posizionata è la statua di alpino che dovrebbe essere a breve installata nel Parco Tito Livio di Padova. A creare malumori all'interno della giunta di centrosinistra è il fatto che la statua ritragga la figura dell'alpino con il fucile in mano. Una scelta che, secondo 3 assessori, stride con il periodo di crisi mondiale, con i fronti di guerra aperti tra Palestina e Israele e Ucraina e Russia. La statua dell'alpino però era stata richiesta dal gruppo delle Penne Nere di Padova e Rovigo 4 anni fa, dopo le celebrazioni del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. Ci sembrava giusto ricordare dove noi siamo partiti. Siamo partiti con la Prima Guerra Mondiale, anzi prima, la nostra fondazione prima, però ecco, nel 2018 ricordiamo che Padova era
era un po' il centro dei festeggiamenti per la fine di quello che era successo 100 anni prima. E allora l'idea era proprio quella di ricordare un militare della Prima Guerra Mondiale. Quindi quando c'è stata la possibilità di fare un monumento, è chiaro che il monumento poteva ricordare, per ricordare appunto i nostri bisnonni, doveva essere fatto in modo più aderente possibile a quella che era la realtà dell'epoca. Il gabinetto del sindaco si era interessato e la statua è stata realizzata in questi anni dallo scultore Ettore Greco, che ha cercato di plasmare la materia in modo molto attinente alla realtà, basandosi anche su tessuti e divise dell'epoca. Quando 4 anni fa noi abbiamo festeggiato il nostro centenario, c'era questa idea di fare un monumento appunto a ricordo degli alpini. Gli alpini di ieri, ma anche gli alpini di oggi. Questa polemica sulla statua con il fucile ha sorpreso il gruppo padovano delle Penne Nere, che ricorda l'impegno di pace degli alpini. Quello che io ci tengo a dire è che non è un alpino in atteggiamento aggressivo, non è un alpino all'assalto come tanti monumenti fatti nei decenni scorsi rappresentavano. È un alpino in atteggiamento assolutamente tranquillo, tra l'altro che guarda lontano, guarda verso la cappella di Scrovegni, tanto per intenderci, che è sicuramente un simbolo di bellezza e di pace per i quadri e per i dipinti che ci sono all'interno. Quindi quando io ho visto gli articoli sul giornale sono stato veramente sorpreso, perché di militaresco o di aggressivo quella statua non ha assolutamente nulla. Acquistati al prezzo simbolico di €1 l'uno potranno essere finalmente utilizzati i banchi a rotelle che acquistati dallo Stato per le scuole durante la pandemia Covid. Un centinaio degli oltre 600 che sono stipati nel magazzino della provincia di Padova sono stati acquistati infatti dal comune di Bagnoli di Sopra per allestire una grande sala riunioni dell'ex base militare di San Siro, riqualificata dopo essere stata per anni sede dell'hub per accoglienza migranti durante l'emergenza profughi. Con l'acquisto dei 100 banchi a rotelle la sala arriva dunque a 400 posti e il comune ha risparmiato nell'acquisto delle fatture. E siamo a Vicenza per raccontarvi questa storia incredibile. Un cittadino, mentre vanga all'orto di casa, trova quello che potrebbe essere definito un ordigno. Un giorno come tanti nel quartiere Stanga di Vicenza. Siamo in via Dal Pozzo e in questa palazzina un inquilino sta vangando il suo orto sul retro del condominio. Ma a un certo punto succede quello che non ti aspetti. La vanga tocca qualcosa di duro, di metallico. Alt, qui meglio vederci chiaro. Sì, perché alle volte non è nulla, ma alle volte potrebbe essere qualcosa, tipo un ordigno inesploso di chissà quale guerra del passato. A raccontare questo episodio, come si farebbe tra amici o al bar, è il vicino di casa. Un cerchio rotondo no, cioè come un coperchio, diciamo. Però non si sa. Non si sa, ma meglio non rischiare. Non sarebbe la prima volta che riemerge un ordigno del passato, ma non è nemmeno la prima volta che in questa zona i condomini fanno l'orto. Il proprietario dell'orto stava facendo, ma era anni che veniva fatto l'orto, non era così. La prima volta. E invece questa volta si vede che ha scavato un po' di più, ha trovato quella roba lì, e allora ha chiamato la polizia. È venuta fuori, ha visto e ha detto fermi tutti, qui bisogna chiamare gli artificieri e pertanto adesso è tutto chiuso, è stato avvisato il comune, il prefetto e tutto quello che si va dietro e finché non vengono fuori fermi tutti. Insomma, adesso toccherà agli artificieri dire se si tratta di un ordigno oppure no. Nel frattempo la zona è stata interdetta per prudenza. È meglio che lì non ci metta le mani nessuno finché non si sa di cosa si tratta. Mettere le mani lì è anche pericoloso perché può essere niente, ma però se invece è un ordigno cosa succede? E allora andiamo cauti, facciamo le cose fatte bene, come si diceva una volta, come Dio comanda. Le cose qui vengono fatte bene e infatti sono state allertate tutte le autorità, ma restano i dubbi su quell'oggetto metallico non ancora identificato. Cosa mai potrà essere? E che ne so, non si sa. Non si sa e quindi non so.
Poi questa casa è stata fatta negli anni 70, pertanto avranno scavato? No, porco boia, dico io. Cosa vuoi che le dica? Pochi secondi di pubblicità, tra poco. Ben ritrovati TG del Veneto, l'arrivo del Papa a Venezia il 28 aprile, un arrivo e una lunga giornata che ovviamente noi seguiremo in diretta. Ieri è intervenuto a Ringhe il Patriarca Moraglia. Grazie al Papa, grazie ai giovani, grazie alle detenute, grazie alla città di Venezia, grazie alla Chiesa di Venezia e ai giovani del Triveneto che rappresenteranno le loro chiese. Quindi la parola molto semplice ma molto significativa è la parola grazie. Per il Patriarca Moraglia, il giorno dopo la Domenica Storica sarà questo, un ringraziamento collettivo, il termine che meglio riassumerà la visita di Papa Francesco a Venezia. Ci si avvicina a grandi passi al 28 aprile, un evento epocale che Antenna 3 seguirà in diretta fin dalle prime ore del mattino per raccontarvi momento dopo momento l'abbraccio al Pontefice. Un Santo Padre sofferente fisicamente, ma più combattivo che mai, come ha potuto constatare di persona lo stesso Monsignor Moraglia nella visita dei Vescovi del Nord-Est a Roma 2 mesi fa. Un uomo che mi ha colpito e ha colpito molti, io direi tutti presenti, per la lucidità. Sembra veramente che nell'ultimo tempo abbia dato una marcia in più, ecco, alle sue giornate, ai suoi impegni. Dalla Giudecca e l'incontro con le detenute e gli artisti del padiglione della Santa Sede alla Biennale, all'abbraccio dei giovani alla salute, fino alla messa davanti a 10.000 persone a San Marco. Per il Patriarca tutti momenti di grande emozione, uno in particolare. Io penso che i giovani ci stupiranno perché sapranno accogliere il Papa come sanno fare loro, e immagino che l'accesso dell'imbarcazione che arriverà verso le sponde, la ripa del campo della salute per poter consentire al Santo Padre di scendere in mezzo ai ragazzi sarà un momento veramente commovente. E poi l'Eucaristia nello scrigno unico al mondo di San Marco e la volontà del Papa di essere vicino alla gente. L'organizzazione, ecco, il Santo Padre hanno questa disponibilità a fare in modo che nel momento di arrivo e di partenza del Santo Padre ci possa essere anche un percorso che permetta a tutti, nell'ambito del possibile, qualunque è la loro posizione in piazza, di poter vedere da più vicino possibile il Santo Padre. Ma Francesco a Venezia significa anche dare una svolta al tema più caro per il Pontefice, quello dell'ambiente, nella città che più di tutte è il simbolo della fragilità e dell'equilibrio. Credo che veramente Venezia possa essere un trampolino di lancio per pensare il presente e il futuro nel rispetto della creazione. Io penso che questa visita ha tutti i requisiti per poter essere un colpo di acceleratore circa queste tematiche. Siamo a Pordenone con la fiera del weekend dedicata ai radioamatori. Vediamo. Per noi è importante presentare che questo che è una passione degli italiani, partendo dal fatto che il motorismo storico è una cultura del nostro passato, il passato dell'Italia come costruttrice di veicoli d'epoca, camion, corriere, camper, trattori eccetera, e noi abbiamo voluto rappresentare in questo spaccato dell'Italia di un tempo quello che è stato la cosa più importante, la migliore, e quindi si vedranno auto, moto storiche piuttosto che trattori, corriere, camper e veicoli militari, ma anche barche, che sono quelle che sono state le più importanti per il nostro passato, ma anche per il futuro di chi da collezionista segue questa passione e segue questa cultura, appunto per far vedere a chi non ha mai avuto la possibilità di vederlo in passato i nostri migliori prodotti. Rappresentazione di uno spaccato dell'Italia di un tempo che oggi non c'è più. Utilizza queste parole il presidente di Pordenone Fiere Renato Pugliatti nel presentare il weekend pordenonese che dal 19 al 21 aprile riempirà tutti e 9 i padiglioni della struttura nell'ambito della 58esima edizione della Fiera del Radioamatore Tech
Expo, che al suo interno vedrà non solo l'appuntamento dedicato al settore dell'elettronica di consumo e informatica low cost, ma anche la seconda edizione di Alto Adriatico Motori d'Epoca, che sarà dedicata ai mezzi di trasporto storici con auto e moto assolute protagoniste. E non solo, perché ci sarà anche un evento dedicato al collezionismo militare e uno dedicato agli amanti della fotografia. 4 manifestazioni in contemporanea con un solo biglietto d'ingresso, e nel dettaglio a spiegarci questo weekend è stato Francesco Terrin, coordinatore commerciale marketing di Pordenone Fiere. La prima, Motori d'Epoca, che il titolo già dice cosa troverà, quindi sono auto, moto, barche e mezzi a motore dedicati al passato, quindi auto che hanno fatto la storia della storia automobilistica italiana e non solo. E passiamo poi al cuore della manifestazione, che è lo storico, che è la Fiera Nazionale Radioamatore, che adesso noi abbiamo richiamato Tech Expo, perché ovviamente all'interno ha anche tutta un'elettronica di consumo attuale, e che è il cuore della manifestazione, anche con i radiantisti, Linux Arena, lo spazio dedicato all'Apple e quindi a tutto il mondo di quella grande famiglia, per poi arrivare, per chiudere diciamo la carrellata di padiglione, arrivare a Nord-Est Collezione, che è un evento dedicato al collezionismo in senso generale, ma soprattutto di collezionismo militare. Chiudiamo con Fotomercato, che invece è dedicato a chi ama la fotografia, dove troveranno sia macchine d'epoca ma macchine anche attuali, quindi digitale, tutto. Quindi diciamo un biglietto unico, adesso si può acquistare anche online a un prezzo molto ridotto. In chiusura, come sempre, ci sono le previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento di serata, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. La circolazione atmosferica subisce importanti modifiche, arrivano diversi impulsi perturbati e aria di origine artica, dunque decisamente più freddo per la stagione dopo il caldo record degli ultimi giorni. Vediamo insieme i dettagli. Sul Veneto la grafica di giovedì 18 aprile evidenzia un tempo piuttosto instabile. Avremo infatti fenomeni sparsi e intermittenti, in esaurimento tuttavia entro la sera, limite della neve sui 1200-1500 metri. Temperature in calo, minime tra 4 e 8 gradi, massime tra 11 e 15 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo nuvoloso e coperto, con la possibilità di qualche debole precipitazione locale, specie nel pomeriggio. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime sui 13-16 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà nuvoloso e tempo variabile, con possibili locali rovesci nelle ore pomeridiane. Temperature minime sui 5 gradi, massime intorno ai 13-14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.